Benvenuti al Veneto in diretta. In questa occasione, nello spazio L'intervista, abbiamo il piacere di incontrare il senatore Antonio De Poli. Ben ritrovato e benvenuto alla nostra rubrica Il Veneto in diretta, onorevole De Poli. Grazie a voi e grazie a Veneto in diretta. Onorevole De Poli, lo ricordiamo, senatore, questore e presidente dell'UDC, torniamo a parlare di una interrogazione che lei ha recentemente presentato e che ha a che fare con un argomento estremamente importante, cioè il finanziamento per quanto riguarda le amministrazioni provinciali o province che dir si voglia, relativamente alla manutenzione della rete stradale di cui, lo ricordiamo, le province hanno la diretta competenza. Sì, un'interrogazione che ha avuto una risposta positiva da parte del Ministero e quindi verranno reintegrate le risorse che erano state momentaneamente tagliate. Per il Veneto si parla di 27 milioni di euro per l'anno 25-26, quindi nessuna preoccupazione. La nostra interrogazione ha avuto un effetto, chiaramente c'è stata poi un intervento dell'Unione delle Province, di moltissimi altri colleghi, di tutte le forze, vorrei dire, politiche, ma questo ha riportato chiaramente alle risorse che erano state tagliate e di conseguenza non c'è più il problema per la manutenzione delle nostre strade provinciali, che sono fondamentali chiaramente per il nostro territorio, e quindi un intervento positivo che il governo ha accolto e di conseguenza il ministro ha ripristinato, e credo che questo sia una bella notizia per tutti noi, ma in modo particolare per la sicurezza delle nostre strade, perché le manutenzioni sono fondamentali per rendere sicure le nostre strade, per avere minori incidenti, perché i nostri ponti siano come tali sicuri per la percorrenza e tutto quello che ne consegue. Quindi bene, positivo. Ogni tanto si devono dire che le cose che si chiedono vengono anche accettate, e un ministro, un governo che chiaramente ritorna sui suoi passi significa un governo che sta attento alle richieste e ai bisogni che abbiamo fondamentali dei nostri territori, e questo è un fattore molto positivo ed è un aspetto di attenzione. E questa volta ci è stato dato, e io ringrazio chiaramente il ministro Salvini e chiaramente tutto il governo che ha accettato queste proposte, queste nostre richieste. E soprattutto, onorevole De Poli, ripristinare quello che è il ruolo originario delle province, che erano state, per così dire, retrocesse o perlomeno diciamo non più qualificate per il ruolo che inizialmente avevano, proprio in virtù di importanti competenze e gestioni. Pensiamo alla diciamo edilizia scolastica e appunto alle strade. Ma sicuramente sì, noi siamo per far ritornare le province elettive, non più di secondo livello, quindi una specie di consorzio, ma bensì che ridiano le proprie competenze e che i cittadini decidano il presidente e di conseguenza il proprio consiglio provinciale e gli assessori di conseguenza. Credo che questo sia un aspetto fondamentale, proprio come diceva lei, per avere quelle competenze che ce l'hanno già, ma in maniera precisa e decisa, per poter intervenire dalle strade alle scuole, all'ambiente e a tantissime altre attività, la protezione civile, a tantissime altre attività che normalmente le province avevano e che oggi ancora continuano a gestire. Quindi io credo che questo passaggio che abbiamo avuto anche in questi giorni sia un passaggio fondamentale, propedeutico, per ritornare chiaramente alle elezioni dirette delle nostre province. Il Veneto in diretta abbiamo ancora un minuto per parlare di temi legati alla politica. L'onorevole De Poli, lo ricordiamo, è stato assessore regionale, ad autunno si andrà a votare il rinnovo dell'amministrazione regionale, si arriverà a questo momento in un clima che fino a questo punto sta riservando, come dire, turbolenze sia da una parte che dall'altra. Qual è, onorevole De Poli, la sua valutazione di questo delicato momento politico? Ma io credo che la discussione all'interno di un contesto democratico, di una coalizione, sia l'aspetto normale, normalissimo, è importante che ci sia. Adesso dobbiamo raggiungere l'obiettivo, si raggiungerà a brevissimo termine con la scelta del Presidente, che sarà il Presidente che ci condurrà
Presidente chiaramente con la sua coalizione di centrodestra, che ci condurrà sicuramente a governare il Veneto per i prossimi 5-10 anni minimo, e credo che questo sia quello che aspettano i nostri cittadini e le nostre imprese. Noi dobbiamo guardare a un Veneto che guarda al futuro, in modo particolare per quello che riguarda gli aspetti della salute, quindi della sanità, della salute di ognuno di noi, delle politiche sociali verso i nostri papà, le nostre mamme, verso i nostri anziani, verso le persone con disabilità, e in modo particolare ai nostri giovani e ai nostri figli, che significa creare e dare la possibilità di dare lavoro e chiaramente far sì che le nostre imprese siano ancora una volta le prime imprese a livello nazionale e mondiale. L'economia significa anche star bene. Salute, benessere e chiaramente lavoro sono le tre cose fondamentali affinché una società possa guardare al proprio futuro e possa guardare anche a quelle che sono da una parte i nostri figli e dall'altra parte, come dicevo prima, le nostre mamme e i nostri papà. Il Veneto in diretta ringrazia per la sua partecipazione, per il suo contributo, l'onorevole Antonio De Poli, senatore e questore, nonché presidente dell'UDC. Grazie onorevole De Poli per il suo contributo a Il Veneto in diretta. Grazie a voi.